mi preoccupa molto di più il fatto che abbiamo tanti porti italiani, tra cui Trieste, dove non si trova un accordo politico tra le forze di maggioranza per nominare i presidenti delle È autorità vero, di sistema, è vero. perché purtroppo a Trieste c'è da giugno dell'anno scorso, quindi Commissario. 1 anno e 4 mesi, che non c'è il presidente dell'autorità di sistema portuale in questo momento, perché non riescono a trovare un accordo tra forze politiche che dovrebbero essere più o meno tutte dalla stessa parte, visto che la competenza è tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi Salvini, Rixi in questo caso, e Regione Friuli Venezia Giulia, quindi Massimiliano Federica. Per cui al netto tra l'altro rappresento che non direttamente a causa di questo, ma per una serie di ragionamenti, di motivazioni più ampie, a Trieste c'è un calo tra il 50 e il 60% dei container negli ultimi 3 mesi rispetto ai 3 mesi dell'anno precedente, quindi un calo evidente anche legato al fatto che non c'è una governance forte nell'autorità di sistema che può mettere d'accordo gli operatori che in questo momento si stanno un po' facendo la guerra. Quindi oltre alla preoccupazione generale complessiva dell'eventuale calo dei traffici commerciali, indotti certamente dalle politiche di dazio e dalle guerre commerciali in corso e dalle guerre anche fisiche in corso, perché poi è evidente che la situazione dei conflitti non agevola il libero commercio, c'è una preoccupazione per l'incapacità di chi oggi governa di trovare le risposte necessarie per le autorità portuali.